Si va in partenza con la quarta corsa, una prova per cavalli di 5 anni e oltre, non vincitori di 25.000 euro nella carriera, 11 al via, 1 Barron Tav, 2 Baria TRGF Risaia, 3 Balsamo Leone, 4 Budduso Lippi, 5 Bessi di Poggio, 6 Black di Venere, in seconda fila 7 Argentina Lux, 8 Best Vo, 9 Baltimora dei Mag, 10 Birba Dal, 11 Bumpit of West. L'allineamento è completato, la favorita è Bessi di Poggio, numero 5 con Filippo Monti. La macchina se ne va, è veloce Balsamo Leone che cerca di prendere la testa nei confronti di Barron Tav, a largo subito Bessi di Poggio che insiste, sbaglia Balsamo Leone, sbaglia all'esterno anche Black di Venere e così Barron Tav prova a rientrare a Bessi di Poggio, i primi 200 metri passati in 14,1, corre al comando Barron Tav. Bessi di Poggio prova a ripiegare seconda ma non riesce per l'inserimento di Argentina Lux. In terza posizione allo steccato è Baria TRGF Risaia. La seconda pariglia al largo è presa da Baltimora dei Mag in anticipo su Best Vo. I primi 400 se ne sono andati in 29,2, ritorna con maggior decisione Bessi di Poggio che va ad accompagnare Barron Tav, 45,5 i primi 600 metri. Attacca ora Filippo Monti che con Bessi di Poggio passa davanti alle tribune mentre si muove all'esterno Best Vo. Visto che la scia di Baltimora dei Mag non era affatto redditizia, sbaglia anche l'allieva di Massimo Magrini. Numero 9 Baltimora dei Mag squalificato. Dopo un 29,2 c'è un 30,5 Numero e 10, Bessi di Poggio Birba si Dal, distende al comando. Barron Tav sempre lì secondo alla corda a precedere Argentina Lux, prova a industriarsi al largo Best Vo, il chilometro se ne va in 1,14,2, prova a venire in mezzo alla pista Budduso Lippi a lato di Best Vo. Quando siamo ormai a 400 dalla conclusione, Bessi di Poggio è in netta evidenza nei confronti di Barron Tav, Best Vo e Budduso Lippi che lottano per le piazze insieme ad Argentina Lux e a Baria TRGF Risaia. Insiste Best Vo che va a lato di Barron Tav e prova a proiettarsi anche sulla leader Bessi di Poggio che ha abbozzato un po' per la curva, prova a riprendersi, passa però Best Vo nei confronti di Bessi di Poggio, di dentro Barron Tav, a largo di tutti Budduso Lippi, ma Best Vo fino in fondo si difende da Budduso Lippi. Al terzo posto torna ancora Barron Tav, 33 la chiusa per il successo di Best Vo, Alessandra Devidè che porta al traguardo il portacolori della scuderia della Bianchera allenato da Augusto Borghetti. Lo rivediamo nelle immagini primeggiare nel finale, si riavvicina Budduso Lippi. Ovviamente il percorso non è stato di certo agevole quello di Best Vo, ma nel finale salva mezza da Budduso. Al terzo posto Barron Tav.